Il maltempo continua a fare vittime in Veneto, nubifragio ieri all'NTI, un 77enne bellunese è morto durante la festa paesana, il tendone in cui si trovava è stato colpito da un grosso albero. Lutto cittadino a Cortina, dove nel pomeriggio verranno celebrati i funerali della dottoressa travolta dal fango sabato. Intanto, forse domani gli sfollati potranno rientrare a casa. Nuova rivolta dei richiedenti asilo a Bagnoli, i migranti chiedono trasferimenti ogni settimana in città e non nei villaggi e un incontro urgente in prefettura. Una 24enne vicentina picchiata dall'ex fidanzato marocchino fuori dalla discoteca, ma la vittima decide di non denunciare il suo aggressore. 5 persone, tra cui il titolare della Gardellotto Boti, sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo per la morte di Dino Corocher. L'operaio morì dopo essere stato colpito dal collo da una scheggia di legno. Nuovo scontro a Marghera tra i giovani delinquenti che infestano la zona e i loro bersagli preferiti, i bengalesi, che stavolta non si sono rassegnati al ruolo di vittime e sono passati al contrattacco. Linea dura a Jesolo contro chi beve alcol all'aperto, 11 le multe staccate nel fine settimana, quasi il triplo di quelle di Venezia, dove da qualche giorno vige un analogo provvedimento. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e buon lunedì. In apertura dunque anche oggi l'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto. Dopo la tragedia di Cortina, un'altra vittima sempre nel bellunese. Ancora una volta appunto quella la zona colpita insieme all'area del lago di Garda. All'NTI un pensionato ha perso la vita dopo essere stato colpito da un albero sradicato dal vento durante la festa paesana. Case scoperchiate in Cadore e da Gordino, ma ieri pomeriggio la zona maggiormente colpita dalla nuova ondata di maltempo che ha flagellato il bellunese è stata quella della sinistra Piave. A Marziai, frazione di Lentiai, una tromba d'aria ha devastato il parco nel quale era in corso la festa paesana. Travolto da un albero ha perso la vita un pensionato 77enne, Giuseppe Vergerio. Subito soccorso, l'anziano si è spento qualche ora dopo il ricovero all'ospedale e le conseguenze del vento fortissimo avrebbero potuto essere ancora più gravi. Erano decine le persone che stavano festeggiando nell'area attrezzata per picnic e feste campestri, famiglie, anziani, tanti bambini, quando all'improvviso, senza temporale né pioggia, un vento fortissimo ha spazzato come un tornado la zona. Tavoli, sedie sono volati e gli alberi, moltissimi, sono stati sradicati come fuscelli dalla forza del vento. L'area è stata completamente devastata. Il maltempo ha flagellato anche il Veronese, colpita particolarmente la zona dell'Alto Lago di Garda, hotel e campeggi allagati, decine di alberi sradicati dalla furia del vento e probabilmente gli smottamenti dovuti al maltempo hanno determinato la caduta del masso che ieri pomeriggio in Valsorda ha colpito alla testa una bambina di 6 anni che stava passeggiando in una gola assieme al papà. La piccola è stata trasportata con l'elicottero del 118 all'ospedale veronese di Borgo Trento, dove è tuttora ricoverata. E torniamo ora a Cortina, dove proseguono senza sosta i lavori per liberare dal fango la frazione di Alverà, travolta dalla frana nella notte tra venerdì e sabato che ha fatto tracimare il torrente Vigontina. Oggi pomeriggio intanto verranno celebrati i funerali di Carla Catturani, la dottoressa in pensione morta nella sua auto travolta dal fango. L'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, ma per tutti gli aggiornamenti sentiamo al telefono proprio il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. Oggi fortunatamente c'è una bella giornata di sole, quindi i lavori di ripristino e sistemazione dell'abitato di Alverà e soprattutto del greto del torrente stanno andando avanti spediti. Devo dire la verità che è stato fatto un grosso lavoro tra la giornata di sabato e di domenica, quindi si sta rientrando un po' alla volta alla situazione di normalità. Rimane ovviamente questa situazione di questa povera dottoressa, di questa signora che purtroppo è deceduta, e questa è l'unica cosa che probabilmente purtroppo non si può cambiare. Questo è un dolore che ci portiamo tutti nel cuore. Ecco, peraltro oggi pomeriggio, sindaco, è lutto cittadino perché ci sono i funerali. Sì, abbiamo fatto un decreto di lutto cittadino per la giornata odierna, quindi questo ci sembrava il minimo per un attimo di raccoglimento di attenzione da parte di tutta la cittadinanza appunto per questo grave lutto.
quanto riguarda la situazione nell'abitato di Alverà, come dicevo, la situazione si sta portando verso la normalità e contiamo, domani mattina abbiamo un tavolo, il cosiddetto COC, che si riunisce, che è un tavolo operativo con tutte le forze dell'ordine per fare una fotografia e una verifica della situazione, e da domani, spero che tra domani e dopodomani, che anche le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione per una situazione appunto di rischio presunto potranno ritornare, io mi auguro, nelle loro abitazioni. Verrà ripresa anche, io credo, tra domani e dopodomani anche la viabilità sulla strada, quindi diciamo che è una situazione che piano piano sta ritornando ad una situazione di normalità. Come avete sentito nel nostro servizio di apertura, oltre alla zona del Bellunese, anche quella del Veronese e del lago di Garda sono state colpite dal maltempo, e proprio sul lago di Garda continuano le ricerche di una persona scomparsa da parte dei vigili del fuoco. La zona interessata è quella tra Navene e Malcesina. La persona dispersa si trovava a bordo di un'imbarcazione che si è capovolta a causa del maltempo. Una delle due persone a bordo è stata recuperata da altre imbarcazioni, mentre dell'altra non si hanno più avuto notizie. Sul posto l'imbarcazione Victor 7 dei pompieri di Bardolino e i sommozzatori di Venezia. Ci spostiamo nel Padovano, a Bagnoli, dove è in corso una nuova rivolta da parte dei richiedenti asilo. Sentiamo che cosa sta succedendo in collegamento con Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Bagnoli di Sopra, nuova protesta dei profughi ospitati nella base di San Siro. 15 persone trasferite alla settimana, non nei villaggi ma nelle città, è un incontro subito in prefettura. Queste in sintesi le richieste apparse in alcuni cartelloni scritti a mano ed esposti dai profughi che da mesi sono all'interno del Lab Padovano. Ancora una volta i richiedenti asilo hanno organizzato una protesta nel cortile del centro che li ospita, bloccando i cancelli da questa mattina all'alba e suonando tamburi. In un altro cartellone si leggono ulteriori motivi di questi malumori. Siamo anche 12 mesi senza trasferimenti, abbiamo solo 2 insegnanti ogni 800 persone, i medici ci danno paracetamolo e non ci trattano con rispetto, e in molte stanze ci sono gli insetti, così scrivono e urlano i profughi. Questa è l'ennesima protesta nel Lab di Bagnoli, che si conferma essere una polveriera sempre pronta ad esplodere. Sul posto sta monitorando la situazione il sindaco di Bagnoli, Roberto Milan. Per il momento da Bagnoli non ci sono altre novità, vi restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentina. Ora invece in collegamento dovremmo avere Vanessa Banzato, che ci racconta quanto accaduto domenica all'alba. Una ragazza vicentina di 24 anni è stata picchiata dall'ex fidanzato fuori da una discoteca. La vittima però ha deciso di non denunciare il suo aggressore. Buongiorno Vanessa, raccontaci tutto. Sì, buongiorno, picchiata dal compagno ma preferisce stare zitta e non denunciarlo. Lei, 24enne vicentina, è stata presa a calci e pugni dal fidanzato in preda a un attacco di gelosia ieri mattina fuori da una discoteca in via Alzareno, in città, e pare che non sia la prima volta. La ragazza è riuscita a chiamare il 113, sul posto una volante e un'ambulanza del SUEM. Piena di lividi ed ematomi, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Vicenza, il San Bortolo, per le cure. Per lei una quindicina di giorni di prognosi, tanti ma troppo pochi perché le forze dell'ordine possano procedere d'ufficio nei confronti dell'aggressore. E senza questa denuncia della giovane la questura non può fare nulla. Lei non intende muoversi contro il fidanzato, decisione contestabile, ma si spera almeno per il bene della 24enne che lui sia già passato allo stato di ex. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie anche a Vanessa Banzato. Un dominicano è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio perché sospettato di aver accoltellato un connazionale sull'autostrada A4 nei pressi del casello di Quarto d'Altino. Secondo quanto si è appreso, i due si trovavano a bordo di un'auto mentre stavano viaggiando lungo l'A4. All'improvviso è nata una lite, poi degenerata, che ha visto i due affrontarsi, uno con una spranga di ferro e l'altro con un coltello. Pare che la persona ferita sia stata portata in ospedale proprio dall'aggressore, che è poi fuggito. La polizia ha diramato le ricerche della vettura, che è stata intercettata nel Padovano a Vigo d'Arzere dai carabinieri, che hanno fermato il sospettato, che è stato appunto poi affidato agli uomini della squadra mobile di Venezia che si sta occupando delle indagini.
Ed ora torniamo a parlare dell'infortunio mortale accaduto lo scorso 29 luglio alla Garbellotto Botti di Conegliano. 5 le persone che sono state iscritte nel registro degli indagati. Si tratta dei 3 fratelli Garbellotto, titolari dell'omonima azienda, Pier Gregorio e Pier Emilio. Indagati anche il direttore generale Graziano Cavalette di Sanfior e Matteo Cestaro di Preganziola. 5 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo per la morte del caporeparto vittoriese della Garbellotto Botti, Dino Corocher. L'infortunio il 26 luglio. L'uomo stava lavorando con una rifilatrice quando ad un tratto una scheggia di roveri si è staccata colpendo al collo il 49enne. Immediatamente i colleghi hanno chiamato i soccorsi ed hanno tentato di aiutarlo. Impossibile però bloccare l'emorragia alla carotide. Per Corocher non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto gli uomini dello Spiser e di Carabinieri. Il macchinario è stato sequestrato per capire l'esatta dinamica della tragedia. La Procura della Repubblica di Treviso ora ha disposto gli accertamenti per verificare come sia stato possibile che una scheggia si sia staccata in quel modo, ma soprattutto se vi siano stati difetti di manutenzione o di altro genere che possono delineare delle responsabilità precise. Trattandosi di un accertamento tecnico irripetibile sul macchinario, il pubblico ministero ha indagato i vertici dell'azienda per permettere loro di poter affiancare al perito nominato dalla procura anche un loro consulente. Un anno questo davvero difficile per la Garbellotto Botti. Lo scorso aprile un violento incendio aveva distrutto un capannone. Poi la ricostruzione fino all'inaugurazione della nuova ala ricostruita. A luglio la tragedia sul lavoro. Ed ora andiamo in provincia di Padova, dove i carabinieri di Este hanno arrestato 2 cittadini moldavi per usura ed estorsione continuati in concorso. Si tratta di madre e figlio, lei 44 anni, lui 25 anni. Nel 2013 avevano prestato a dei connazionali 10.000 euro che erano stati poi restituiti, ma la cifra sembra non fosse sufficiente per i 2, per madre e figlia, i quali hanno chiesto sempre più soldi fino a raggiungere cifre molto elevate, questo accompagnato da minacce che aumentavano sempre di più, fino ad arrivare a bruciare la casa e ad investire i 2 connazionali che esasperati da questa situazione hanno deciso di denunciare tutto alle forze dell'ordine fino appunto all'epilogo della vicenda. In questi minuti è in corso una conferenza stampa per tutti i dettagli che forniremo nel corso dei nostri telegiornali serali. E 2 cittadini cinesi sono stati denunciati e sono stati sequestrati bene per oltre 100.000 euro in un'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza. L'intera vicenda nasce da 2 distinte verifiche fiscali condotte dai finanzieri di Vicenza nei confronti di altrettante ditte individuali operanti nel settore della fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletterie e selleria, all'esito delle quali i rispettivi titolari di origini cinesi sono stati segnalati alla locale Procura della Repubblica perché, al fine di evadere le imposte, avevano indicato nelle dichiarazioni dei redditi costi fittizi relativi a fatture formalmente intestate ad un ignaro imprenditore sempre di origine cinese operante a Firenze. Nuovo scontro a Marghera tra i giovani delinquenti che imperversano nella zona e i loro bersagli preferiti, ovvero cittadini bengalesi che però stavolta non si sono rassegnati al ruolo di vittime e sono passati al contrattacco. Nuovo attacco delle baby gang di Marghera a un cittadino bengalese. Una tentata rapina è degenerata in rissa sabato sera alle 23 in una piazza mercato al momento gremita di persone che cercavano refrigerio dalle temperature insostenibili della giornata. Il bengalese è stato circondato da 3 giovanissimi che l'hanno insultato e minacciato provando a farsi consegnare il portafoglio. 2 connazionali hanno però sentito le grida e si sono precipitati in soccorso della vittima. I ragazzi allora si sono dati alla fuga. Tallonato da vicino, uno di loro si è voltato ad affrontare gli inseguitori sradicando un palo di legno per colpire alla schiena un avversario. Poi si è rifugiato dentro a uno dei bar della piazza, dove è stato raggiunto dagli agenti di una volante che hanno messo fine al parapiglia. Il 19enne italiano è stato identificato e denunciato in stato di libertà per rapina impropria in concorso con ignoti. Ancora violenza dal veneziano al padovano nel quartiere dell'Arcella, dove una prostituta è stata picchiata dopo aver rifiutato un cliente che è stato a sua volta aggredito dai protettori della donna.
Rifiuta un cliente e viene presa a botte. Una prostituta è stata aggredita dall'uomo che a sua volta poco dopo è stato picchiato dai protettori della donna. L'episodio nella notte tra sabato e domenica in via Fornace Morandi. Un 34enne di origini senegalesi, dopo aver chiesto insistentemente alla donna, una prostituta nigeriana di 31 anni, di consumare un rapporto con lui e dopo aver ricevuto un netto rifiuto l'ha picchiata. A quel punto i protettori della giovane donna, scoperto il fatto, sono andati in spedizione punitiva dal cliente e lo hanno sfregiato con un coltello. La segnalazione è giunta quindi alla polizia, che ha trovato l'uomo per strada. 15 giorni di prognosi per il senegalese per le ferite da taglio e 10 alla prostituta per contusioni multiple. Ed ora un incidente stradale accaduto la scorsa notte a Portogruaro. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte in via Enrico Mattei a Portogruaro per un incidente stradale tra due vetture, ferita una trentenne. I pompieri del locale di staccamento hanno messo in sicurezza l'auto che si era rovesciata, mentre la conducente veniva assistita dal personale del 118 per essere poi portata in ospedale. Illesi i due occupanti dell'altra auto. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno a mezzanotte. Cade in casa e non è più in grado di rialzarsi per chiamare aiuto. Il giorno dopo le urla di un'anziana donna attirano l'attenzione dei vicini che chiamano il 118. I suoi gemiti e lamenti sono stati sentiti dai vicini di casa, che hanno subito chiamato l'allarme. Sono arrivati con un giorno e mezzo di ritardo i soccorritori a casa della 94enne che abita in zona Largo Parolini, un distaccamento dei vigili del fuoco di Cabaroncello insieme al SUEM del 118. È scattato l'allarme, una donna è stata trasportata all'ospedale San Bassiano, le sue condizioni erano tutto sommato buone. La brutta avventura, grazie all'attenzione dei vicini di casa e alla preparazione dei vigili del fuoco, alla fine si è conclusa per il meglio. La donna è stata salvata, ma era caduta battendo la testa e non era più stata in grado di rialzarsi. L'appartamento della pensionata era al 5º piano, la porta d'ingresso chiusa dall'interno con più mandate. È stato grazie all'intervento di un vicino di casa che ha permesso ai vigili del fuoco di accedere all'appartamento della donna attraverso il suo poggiolo e così sono riusciti ad entrare dalla finestra del bagno e a soccorrere l'anziana, che ora sta bene. Accertamenti sono in corso sull'identità della donna di circa 50 anni che ieri si è tolta la vita salendo al 6º piano di un condominio di Piazza Giustiniani, siamo a Treviso. La donna si è poi lanciata nel vuoto, non sarebbe una residente del palazzo. Si sarebbe introdotta nel palazzo con la precisa intenzione di togliersi la vita. Una donna di 50 anni ritrovata morta ieri pomeriggio verso le 14:30 sopra un lucernario in vetrocemento al 1° piano di un condominio in piazza Giustiniani Recanati. Sconcertanti le circostanze del ritrovamento, dal lucernario gocciolava del sangue, ad accorgersene 2 residenti, un'anziana che aveva in precedenza sentito nettamente il tonfo del corpo e un inquilino che vicino a una scala ha notato una chiazza di sangue. Sul posto sono stati subito fatti intervenire il 118 e i vigili del fuoco. Per la donna, che non risulta essere tra i residenti dei 70 appartamenti del condominio, non c'era più nulla da fare. Per la polizia e gli investigatori della squadra mobile tutto fa pensare a un gesto volontario. La sconosciuta in ciabatte si sarebbe lanciata da una finestra del 6º piano. Meno scontato risalire alla sua identità, il custode del palazzo non è riuscito a riconoscerla. Andrea Michelan, segretario cittadino del Partito Democratico residente nel complesso, ha riferito che in mattinata una donna di carnagione chiara e con i capelli biondi aveva suonato al suo interno chiedendo, con la scusa di aver scordato le chiavi, se poteva aprirgli il portone. È il momento di fermarci per pochi minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con le notizie della prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, linea dura a Jesolo contro chi beve alcol all'aperto. Sono state infatti 11 le multe staccate nel fine settimana, quasi il triplo di quelle di Venezia, dove da qualche giorno vige un provvedimento simile. 11 multe da 200 euro ciascuna nella sola serata di sabato. La tolleranza zero annunciata dal sindaco di Jesolo Valerio Zoggia non è rimasta solo sulla carta e il divieto di consumare alcolici all'aperto, spiagge comprese, nella zona tra Piazza Casabianca e Piazza Mazzini è stato fatto rispettare a suon di sanzioni. I primi a subire le multe sono stati 2 ventenni romani che avevano 3 bottiglie di birra nello zaino. Come quasi tutti i multati non erano a conoscenza dell'ordinanza. Frequenti le polemiche anche contro il provvedimento in sé, da molti giudicato eccessivo,
specie per un tempio del divertimento estivo come Jesolo. Nessuna protesta è però degenerata in qualcosa di peggio e tutti alla fine si sono portati a casa la sanzione senza fiatare. Il provvedimento ha funzionato, commenta il sindaco Valerio Zoggia, eccessi non se ne sono visti e i trasgressori sono stati immediatamente bloccati. Il proibizionismo sarà in vigore dalle 22 alle 7 di mattina anche nei giorni dal 12 al 15 agosto e nei 2 sabati sera successivi. Plastica a fuoco in un campo di Abano Terme e vigili del fuoco al lavoro ora per capire le cause del rogo. Un violento incendio è divampato domenica pomeriggio all'interno di una proprietà di via Sabbioni ad Abano Terme, in località Giarre. A fuoco un cumulo di sostanze plastiche tenute all'esterno nei pressi di un capannone e di un campo di mais. A lanciare l'allarme i vicini che hanno notato un'alta colonna di fumo nero provenire dall'area. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco sul posto con 3 squadre e 12 operatori dal locale di staccamento e da Padova. Hanno lavorato oltre 2 ore per spegnere le fiamme e bonificare il luogo. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. E non si spengono le polemiche intorno al dolce più conteso, il dolce tipico di Treviso, ovvero il tiramisù, che è stato ufficialmente riconosciuto come prodotto tipico territoriale del Friuli Venezia Giulia. Di fronte a questo decreto resto letteralmente basito. Mi auguro che il Ministro lo abbia fatto in buona fede e che qualcuno gli abbia rifilato carte non completamente esatte, altrimenti ci sarebbe veramente da preoccuparsi. Questo il commento del governatore Luca Zaia. Proprio nei giorni nei quali Treviso si prepara ad accogliere non una ma 2 gare sulla ricetta più buona del tiramisù, con tanto di tiramisù World Cup, alla fine il Friuli Venezia Giulia scippa al capoluogo della Marca il suo dolce più famoso. Il delizioso dessert a base di savoiardi, uova, mascarpone e caffè è stato inserito dalla regione Friuli nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali del territorio, nelle 2 versioni, carnica nella ricetta dell'albergo Roma di Tolmezzo e bisiacca nota come Coppa Vetturino dall'omonima trattoria del Goriziano. Una notizia da far rabbrividire i trevigiani che da sempre rivendicano la paternità del tiramisù, ideato da Roberto Linguanotto, cuoco del ristorante Le Beccherie. Al di là delle tradizioni che lo volevano realizzato per un bordello in CAE de Oro come ricetta energetica per i clienti. Una disputa a colpi di cucchiaio che si gioca tutta sul mascarpone. La prima testimonianza scritta del tiramisù col mascarpone infatti è quella di Giuseppe Maffioli nel numero primaverile della rivista Vin Veneto del 1981, che appunto ne attribuisce la paternità alle beccherie di Treviso. Il tiramisù friulano sarebbe un altro dolce senza mascarpone. Chi ha ragione? Chissà, l'unica certezza è che i friulani sono stati più veloci nell'aggiudicarsi il riconoscimento ministeriale. Vi ricordo la nostra rubrica, lo dico ad antenna, alla quale potete segnalare problemi o disservizi che da soli non riuscite a risolvere. Potete farlo mandando un sms o WhatsApp al 351 1755 340, scrivendo una mail a redazione@antenna3.it o ancora lasciando un messaggio in segreteria telefonica. Il numero lo vedete, lo 0422 02 30 898. E poi vi ricordo l'appuntamento con gli approfondimenti dei nostri telegiornali. Torna anche questa sera l'appuntamento con 20 e 10, si parlerà della pressione turistica su Venezia insieme a Nicoletta Frosili dell'associazione 25 Aprile e a Giovanni Giusto, consigliere delegato alle tradizioni. Adesso invece andiamo a vedere che tempo ci aspetta per le prossime ore sulle nostre regioni e diamo la linea quindi al meteo. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Inizio di settimana in compagnia del tempo che torna ad essere in genere stabile e anche ampiamente soleggiato sulle nostre regioni. Sul Veneto l'anticiclone Lucifero torna ad essere protagonista, il tempo migliora ovunque con sole su tutti i settori salvo poche nubi sparse sul Veronese. Temperature massime attese tra i 27 e i 33 gradi, valori minimi tra 18 e 24 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui torna il sole e il bel tempo su tutta la regione con cieli completamente sereni. Sarà
più mite, con temperature massime previste tra i 29 e i 32 gradi, minime sui 18-23 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui torna a rinforzarsi l'alta pressione, bel tempo soleggiato e stabile ovunque, salvo poche nubi alte a ovest. Temperature in calo con massime in valle sui 30-33 gradi, minime intorno ai 17-18 gradi circa. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati e settentrionali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. È tutto per questa edizione, le notizie di Antenna 3 tornano questa sera a partire dalle 18:30. Grazie per l'attenzione, buona giornata a tutti.